guarda, io rimpiango, sai, i tempi, sono vecchio, no? Di Comelli, di Berzanti, questa gente che ha lasciato, di Biasutti, Adriano Biasutti, uno dei più grandi decisori che ci sono stati in Friuli. Adesso non si decide, si nomina una commissione, poi quando la commissione esprime un parere, su quel parere si nomina un'altra commissione perché lo esamini, parlo del tagliamento. E poi quando questa seconda commissione avrà deciso qualcosa, bisogna chiamare un esperto dal Giappone, poi si chiamerà l'intelligenza artificiale, l'importante è non decidere perché non devo perdere 500 voti da quella parte e poi si uscirà l'acqua e andremo a dire che siamo vicini a loro, andremo con le telecamere e gli diremo che non vi lasceremo soli. Questa è, capito? Chiaramente la politica, perché da tempo continuo a chiedermi se sia giusto che persone inoccupate da sempre produttivamente gestiscano la mia vita e quella di tante altre persone che quotidianamente hanno a che fare con una burocrazia devastante e un fisco iniquo. Il fatto che mi sono riavvicinato attivamente alla politica sta in quei termini lì, no? Cioè io credo che oggi l'essere governati e regolamentati da persone che non hanno mai lavorato nella loro vita sia una cosa veramente avvilente. Questa è colpa anche dell'elettore, attenzione, e della disaffezione che c'è verso la politica, però è un modo di fare politica, perché è sempre una questione culturale. Ok, è sempre una questione culturale. Quando tu vivi di politica significa che scendi a dei compromessi che molte volte mettono a discapito l'interesse della popolazione.